Sono ore frenetiche, ore decisive nel centrodestra. Lei ha incassato la benedizione del Cavaliere, però Musumeci non fa nessun passo indietro, allora il centrodestra è destinato a gareggiare, diviso, spaccato. No, io non credo che si arriverà a questa soluzione, penso che si troverà una soluzione di sintesi col buon senso, le idee e soprattutto pensando all'interesse della Sicilia, che è quello che deve prevalere in modo assoluto, quindi su questo non si fa un passo indietro. Io sto girando le città e i capoluoghi della regione, delle province, per incontrare categorie produttive, professionisti, imprenditori, pensionati, persone fuori dal circuito della politica tradizionale che possono dare un contributo importante a rilanciare la Sicilia. La Sicilia è in una situazione drammatica, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti, ma da una nave proiettata verso gli scogli ci salviamo soltanto strambando con una grandissima virata, mettendo insieme tutte le energie, le migliori energie che questa Sicilia ha, nella Sicilia che produce, nella Sicilia che lavora, nella Sicilia che studia, nella Sicilia che innova. Siamo stati governati da persone che non avrebbero potuto governare o gestire un condominio di 2 appartamenti e invece hanno pensato di gestire il futuro dei nostri figli. E peggio ancora, c'è il rischio di trovare al governo persone che non hanno risolto i propri problemi di sopravvivenza personale e pensano di dover immaginare come i nostri figli possono restare in Sicilia e non emigrare. Allora mettiamo la Sicilia in mano a tutti coloro, a quella grande parte della Sicilia che sa fare. In questo suo viaggio per il territorio sta riscontrando più indignazione o rassegnazione? Io trovo molta indignazione che è allo stato della rassegnazione, ma che si può trasformare in indignazione. Io traggo una sintesi letterale da indignazione. L'indignazione è uno stato di rifiuto, di cattiva visione di quello che c'è perché non va bene, ma l'indignazione contiene anche la parola azione, cioè una parola che è proiezione, che è capacità, che è innovazione, che è proattiva, come si usa dire. Quindi noi dobbiamo passare a una fase propositiva di governo effettivo del nostro futuro, senza il quale la Sicilia sarà un luogo dove nel 2060 avremo un terzo di abitanti in meno, un quarto di prodotto interno lordo in meno e l'età media di 60 anni. Ditemi voi com'è possibile affrontare la sopravvivenza di un ospedale all'università in queste condizioni. Dobbiamo completamente cambiare scenario, ci vuole uno shock economico, organizzativo, funzionale che, ripeto, metta insieme ciò che di meglio la Sicilia ha in un momento così difficile. Qualche giorno fa era stata lanciata la proposta Musumeci candidato presidente, Armao vicepresidente. Questo tandem potrebbe essere vincente? Anche al contrario potrebbe essere, cioè il tema qua non è chi fa cosa, qua è il tema trovare la squadra che batte più facilmente l'avversario. Le squadre di calcio, anche le più note, cambiano il modulo in relazione all'avversario che incontrano, non hanno sempre lo stesso modulo. E allora io penso che siccome dall'altra parte si stanno schierando soprattutto persone che non fanno parte della politica tradizionale, il centro-sinistra sta scegliendo o il rettore dell'Università di Palermo o avvocati. Perché? Perché c'è un ritorno al confronto tra esponenti della società piuttosto che esponenti della politica tradizionale. Questa potrebbe essere una chiave di lettura per pensare al contrario, ma ripeto, questo è il compito della politica, fare le scelte di ticket o di non ticket o organizzazioni di alleanze. Il mio compito è cercare di riportare il più possibile i siciliani al voto, perché così la cambiamo la Sicilia. Non pensate che restando a casa potrete cambiare la Sicilia, la vedrete distruggere ulteriormente. Scegliete, entrate nell'agone, impegnate direttamente, solo così possiamo cambiare questa Sicilia. Lei ha avuto modo di parlare con Musumeci? Sì, tante volte c'è un rapporto eccellente da parte mia, lui è un politico di professione, 40 anni che fa politica, io non faccio politica di professione, siamo diversi per molti aspetti ma complementari.